Abbiamo l'onore questa sera di avere un grande musicista della musica internazionale. Siamo qui con Ares Tavolazzi. Ciao Ares. Ares, questa è una serata dedicata a Giulio Capiozzo. Sappiamo che tu hai fatto parte del gruppo Aria. Com'è nata l'idea di creare il gruppo Aria di cui fanno parte 5 musicisti così diversi? 6, scusa. Ma penso che non c'è stata un'idea, è stato il caso, è stato così, ci siamo trovati ad essere così diversi, ma con la voglia di fare qualcosa insieme, e questa è l'alchimia che ha funzionato negli Area. Ha contato molto anche il saper improvvisare, quindi saper fondere vari generi musicali. Ma certo, infatti noi ascoltavamo di tutto, non avevamo limiti, ascoltavamo Coltrane, ascoltavamo Bill Evans, e poi ascoltavamo Jared, e poi ascoltavamo Chick Corea, e poi musica etnica, e le cose più disparate, e ascoltavamo insieme spesso. Ma Anto, che emozione hai provato a suonare con Ares oggi, stasera, alle Round Midnight? Come al solito sempre una grande emozione, suonare con Ares non è la prima volta che suoniamo insieme, è sempre una grandissima emozione perché è un grandissimo musicista ed è una grandissima persona, quindi è una persona che emana un'energia molto positiva che in pratica ti coinvolge, no? Ti fa risplendere di più la tua aura. Io Ares lo conosco da 15 anni perché abbiamo fatto una collaborazione tanti anni fa, penso nell'89, 88-89, in un disco di un pianista napoletano molto bravo, un mio carissimo amico Francesco De Rico. Il disco si chiamava Lunaria e lì è stata l'occasione in cui ci siamo conosciuti e poi dopo ci siamo visti altre volte. Sentendo i pareri e le opinioni un po' del pubblico di oggi, hanno detto se ci fosse stato un CD di questa serata tutti l'avrebbero comprato, ma potrebbe essere un'idea. Certo, prima o poi faremo qualcosa insieme perché c'è un grandissimo feeling tra di noi, quindi
quando c'è feeling vuol dire che si può anche lavorare insieme per un progetto discografico e ci sono delle ottime probabilità che venga fuori una bella cosa.